pensato di organizzarle come un piccolo papiro di laurea, non è la tua laurea ovviamente, mi dispiace, ma abbiamo fatto questo piccolo, diciamo, papiretto che vorremmo leggerti, se tu sei d'accordo, se mi permettete di rubare 2-3 minuti del vostro tempo, e verranno fuori delle cose molto divertenti, posso assicurarvelo. Posso andare? Allora, le rime sono opera di, posso dirlo, della nostra Eloisa, che è una regina delle rime, e senza di lei saremmo stati persi. E vi prego di diciamo, ascoltare bene, e chiedo a Chiara di dire se si ricorda tutti quanti questi eventi. Allora, Chiara Mario è sinonimo di arte, nella vita ha giocato bene le sue carte. Dopo molti diplomi ad insegnare canto è approdata, e così una nuova avventura è iniziata. La sua storia vi vogliamo ora raccontare, sperando la vostra attenzione di catturare. Sperando, Chiara è stata ed è una grande insegnante, dal momento che della musica è una grande amante. Ha iniziato negli anni 90, la voglia di cantare era tanta. Al Teatro La Perla un nuovo coro è sorto, lei l'idea non era certo a corto. Ancora all'asilo, tutti piccini, chissà che pazienza con tutti sti bambini. Tra Susanna e un fiore hai trasmesso tanto amore. E della mia nanna vogliamo parlare, Mattia facevi sempre penare. E lui può confermare? Chiara canti e testi a tutti insegnava, e intanto una montagna di zuccherini regalava, che sono passati anche oggi, come ho potuto vedere. Oltre ai piccoli anche i grandi istruivi. Quando sbagliavamo i vocalizzi ci maledivi. Tante vocali ci facevi solfeggiare, che a momenti non potevamo respirare. A Malcesine poi siamo andati, dove in hotel ci siamo fermati. Tu al concorso volevi partecipare e noi tutti al lago andare. Un bello spavento quella volta hai preso, quando della Elo svenuta hai appreso. Dopo il concerto è successo un casino, lei si era distratta un minutino. Giocando a Snake contro un palo è andata, ma coi tuoi zuccherini l'hai rianimata. Una canzone in dialetto fummo costretti a portare, e di Scartossi e Gobbi volemmo raccontare. Ai nostri concerti come dimenticare che sempre il zucchino dovevamo portare? Era con noi al centro del palco che ci sorvegliava come un falco. Che eleganti eravamo col tubino nero, con le calze bianche si intonava davvero. Negli hotel a Natale facevamo scalpore e tutti ci applaudivano con clamore. Finché un giorno una tragedia successe, tutte noi coriste siamo state fatte fesse. Il piede della Francesca un pulmino colpì e poco dopo dal caldo la Laura svenì. La musica venne fatta fermare e la Chiara finì per avvampare. Un mast divenne treno, che un successo divenne in un baleno. Negli anni 2000 le cose cambiarono e nuovi cori si formarono. In nuove armonie ci siamo trasformati, ma con le canzoni in dialetto non ci siamo fermati. Il Barba Sucon abbiamo cantato e anche Mai che Toccio abbiamo intonato. Eravamo tanti e talmente bravi che ad ogni lezione i punti consegnavi. Alla fine dell'anno tanti regali e sorprese ci facevi trovare per farci sempre più motivare. Una sera in chiesa un inconveniente si verificò, improvvisamente la luce se ne andò. Noi imperterriti continuammo a cantare perché lo spettacolo avanti doveva andare. In montagna ai workshop abbiamo preso parte, così che le nostre doti non restassero in disparte. Ad Asiago, con orchestra e chitarre ci siamo esibiti, lasciando tutti gli spettatori basiti. Anche quel bel look abbiamo sfoggiato. Chiara, sapessi quanto l'abbiamo odiato. Quelle camicie di scritta azzurra erano piene, tanto che volevamo bruciarle col kerosene. Alla fine di questa lettera ti vogliamo quindi ringraziare e farti le nostre congratulazioni più care. Ricordi indelebili, forti emozioni e grasse risate non verranno da nessuno mai dimenticate. La maestra migliore del mondo ti sei rivelata e dai tuoi vecchi allievi una dedica è giustamente arrivata. Grazie a te un'esperienza meravigliosa abbiamo vissuto e siamo certi che un applauso ti sia ora dovuto. Se vi abbassate un attimo, facciamo vedere tutti questi ex che sono tornati, che facciamo loro un grandissimo applauso.